Nell'Ottocento, un'epoca di esplorazione e commercio che ha visto le terre africane affollarsi di esploratori, mercanti e agenti commerciali europei, c'era un uomo che ha scelto un cammino diverso, San Daniele Comboni. Fin da giovane, Daniele aveva un desiderio ardente di diventare missionario in Africa e questo lo ha portato innumerevoli volte a percorrere il continente nero. Nel 1854, dopo essere stato ordinato sacerdote, Daniele sbarcò per la prima volta in Africa. Ma il suo primo viaggio missionario si concluse con un fallimento a causa dell'inesperienza, del clima avverso e dell'ostilità dei mercanti di schiavi. Mentre alcuni dei suoi compagni si lasciavano vincere dallo scoramento, Daniele non si arrese. Al contrario, pianificò con determinazione un piano globale di evangelizzazione dell'Africa. Tornato a Roma, Daniele mise in atto un'opera di sensibilizzazione senza precedenti. Con la sua incisiva azione riuscì a fondare diversi istituti maschili e femminili che oggi portano il suo nome, i Comboniani. La sua passione per l'Africa e la sua dedizione alla causa missionaria non conoscevano limiti. Nel 1868 Daniele fece ritorno in Africa, finalmente pronto a dare avvio al suo piano. Con un gruppo di sacerdoti e suore che lo avevano seguito, combatté coraggiosamente contro la tratta degli schiavi. Si dedicò all'educazione delle popolazioni di colore e si impegnò perché la fede cristiana potesse radicarsi profondamente nella cultura africana. Dotato di uno spirito aperto e intraprendente, Daniele Comboni scrisse numerose opere di animazione missionaria che ispiravano e incoraggiavano molti. Inoltre, fondò la rivista Nigrizia, che continua ad essere attiva ancora oggi come testimonianza del suo impegno e della sua visione. Ma la vita di Daniele non fu priva di sfide. Negli anni 1877 e 78, insieme ai suoi missionari e missionarie, affrontò una tragedia senza precedenti, una siccità e una carestia che colpirono duramente l'Africa. Nonostante ciò, la sua fede e la sua determinazione non vacillarono. San Daniele Comboni lasciò questo mondo nel 1881, ma il suo lascito continua a vivere. Nel 2003, nel giorno della sua canonizzazione, Papa Giovanni Paolo II lo definì un insigne evangelizzatore e protettore del continente nero. Oggi, se il cristianesimo in Africa ha un futuro di speranza, in parte è grazie alla sua opera, al suo straordinario impegno e alla sua visione di un continente che abbraccia la fede cristiana. San Daniele Comboni, un eroe senza tempo, ci ricorda che non importa quante sfide possano presentarsi lungo il cammino, l'amore e la dedizione possono aprire le porte alla speranza e all'opportunità di un futuro migliore per tutti. L'onnipotenza della preghiera è la nostra forza. Se avessi 1000 vite, le donerei tutte per la missione. Salvare l'Africa con l'Africa. Il missionario deve essere disposto a tutto. La nostra vita è un misto di dolore e godimenti, di affanni e di speranze, di patimenti e conforti.
Si lavora con le mani e con la testa, si viaggia a piedi o in piroga, si studia, si suda, si soffre, si gode. Ecco quello che vuole da noi la provvidenza. Ho finito gli esercizi e dopo essermi consigliato con Dio e con gli uomini, mi sono convinto che l'idea delle missioni è la mia vera vocazione. Anzi, il padre Marani, successore del grande servo di Dio Gaspare Bertoni, fondatore degli Stimmatini, mi ha assicurato che la mia vocazione alle missioni dell'Africa è una delle più chiare e potenti. Lo domando al Signore ogni giorno, primo delle croci, necessarie per pianificare bene e fecondare le opere di Dio. Secondo, personale maschile e femminile, investito dello Spirito di Gesù Cristo. Terzo, mezzi pecuniari e materiali per mantenere l'opera sua. La bontà divina, scriveva, è sommamente amorosa nell'accordarmi specialmente la prima grazia. Missionari e suore davvero santi, ma non col collo storto, perché in Africa bisogna averlo diritto, ma anime ardite e generose che sappiano patire e morire per Cristo e per gli africani. O Maria, Madre di Dio, il grande popolo dei neri dorme per la più parte ancora nelle tenebre e nell'ombra della morte. Affrettate l'ora della loro salvezza, spianate gli ostacoli, disperdete i nemici, preparate i cuori ed invitate nuovi apostoli a quelle remote contrade tanto infelici e bisognose. I missionari non hanno mai smesso di difendere la giustizia e l'innocenza. Essi restano sempre dalla parte degli innocenti. Anche il progresso portato avanti dai missionari dà gloria a Cristo, che è l'unica fonte di civilizzazione. Le opere di Dio nascono e crescono ai piedi della croce. La fede è l'unico mezzo, anche il più sicuro, contro la schiavitù, perché insegna che la libertà dei figli di Dio è per tutti. Ho una grande fiducia in questo Dio per il quale soffro e morirò, e ho esposto e continuo ad esporre la vita e il lavoro. La pietà è il pane quotidiano dei nostri missionari, riconoscendosi troppo necessaria per mantenere il fervore della vocazione in questi paesi, dove è purtroppo facile dimenticarsi di Dio e dei propri doveri religiosi. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.